Blu come il mare, trasparente in superficie, profonda nell'anima. Le parole scelte dalla famiglia di Sara Burattin per annunciare la data dei funerali dopo che in mattinata è arrivato il nulla osta dalla procura alla restituzione alla famiglia della salma della quarantenne, uccisa martedì a coltellate dal compagno Alberto Pittarello da cui si stava separando. La data dei funerali è stata confermata, si celebreranno giovedì alle 15 nella chiesa di Bovolenta. La stessa chiesa dove verranno celebrati anche quelli del suo carnefice Alberto Pittarello. Per lui l'addio dovrebbe essere sabato mattina alle 10:30. Intanto ieri durante le messe il parroco del piccolo comune Don Lodovico ha invitato a coltivare il bene e a pregare per le famiglie di Sara e Alberto e soprattutto per la loro figlia quindicenne che si trova ad affrontare la perdita di entrambi i genitori e la mamma brutalmente massacrata dal padre. Le famiglie Burattin e Pittarello, attraverso la sindaca di Bovolenta, lanciano un messaggio agli uomini invitandoli a non nascondere le fragilità. Le due famiglie in questi giorni chiedono il massimo riservo, si sono viste in più occasioni insieme, stanno affrontando questa tragedia e stanno facendo forza alla nipote quindicenne. Giovedì, in occasione delle esequie di Sara, uccisa con oltre 50 coltellate, sarà lutto cittadino. Oggi intanto il pubblico ministero chiuderà il fascicolo di indagine visto che il colpevole del delitto, Alberto Pittarello, è morto e quindi il reato è estinto.